Il presidente della regione Luca Zaia parla di una situazione che sta diventando inquietante. 9.000 le persone arrivate in Veneto con l'ultimo flusso migratorio. Dov'è l'Europa? Si chiede Zaia. Saranno ospitati fino a settembre nella palestra di Ferioli 34 migranti arrivati ieri a Selvazzano, uno di loro ricoverato in ospedale. La vicepresidente di ANCI Veneto Venturini chiede una cabina di regia alla regione. È stato arrestato questa mattina a Marghera Matteo Politi, il falso chirurgo estetico dei VIP con la terza media. Scoperta la truffa, era stato condannato in Romania, operava da 15 anni. A Verona un'anziana di 94 anni è caduta dal quarto piano di un condominio mentre la badante era assente. Si tratterebbe di un incidente domestico. 40 le violazioni contestate dai finanzieri del comando provinciale di Padova ad agosto durante i controlli sui prezzi del carburante. Questo è il risultato delle ispezioni nei primi 20 giorni del mese. Ha fatto il giro d'Italia la storia della libraia di Castelfranco che ha deciso di non vendere il libro del generale Vannacci. Al centro delle polemiche per omofobia e razzismo. Sono però pronta a un confronto, dice. Nuova predazione del lupo in altopiano, dove sono state sbranate diverse pecore rare in via di estinzione, allevatori sempre più esasperati. Eccoci in diretta edizione del Veneto dei telegiornali di Antena 3, una buonasera a tutti. Allora parliamo di migranti in apertura, tema caldo anche a livello nazionale, non solo Veneto. Non ci sono più spazi e la situazione rischia di diventare inquietante. L'Europa è totalmente assente. Così oggi il presidente del Veneto Luca Zaia si è espresso manifestando preoccupazione sul tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo. Siamo quasi a 9.000 unità ospitate rispetto a questo ultimo flusso migratorio che si aggiunge ai 15.000 ucraini ospitati in Veneto, che si aggiunge alla rotta balcanica via terra che non riusciamo a quantificare e lo dice una regione che sa che cos'è l'ospitalità. Noi stiamo ospitando, abbiamo garantito un progetto di vita di ospitalità a 550.000 migranti che ormai hanno scelto il Veneto come loro nuova casa, appunto. Il governatore Zaia esprime preoccupazione perché non ci sono più spazi per ospitare nuovi arrivi di migranti in Veneto e la situazione evidenzia rischia di diventare inquietante. Per Zaia la solidarietà va erogata in maniera seria, ma poi c'è il tema della sostenibilità che va affrontato. Siamo preoccupati perché oggi i dati sono dati di sostenibilità. Ne stiamo ospitando circa 9.000 in questo momento. E siamo davanti a una situazione che rischia di diventare inquietante, visto e considerato che non ci sono più spazi. Dobbiamo assolutamente scongiurare tendopoli per un fatto di dignità e di insostenibilità da parte nostra, o mega assembramenti tipo Cona. Noi dobbiamo fornire in via teorica servizi al rifugiato, a colui che scappa dalla morte e dalla fame e dalle persecuzioni. Ma se questi rappresentano solo l'11% di quelli che sbarcano a Lampedusa, vuol dire che quest'anno chiuderemo un bilancio con almeno 170-180 mila persone che non sono rifugiate. Il presidente è tornato ancora a puntare il dito contro l'Europa. Dobbiamo preventivare e programmare che questo cambio di fisionomia ci costringe inevitabilmente a riprogrammare che so, la sanità piuttosto che i servizi educativi, i servizi sociali e molto altro ancora. C'è un comitato di pietra che è l'Europa, ve lo dice un europeista convinto, ma è innegabile che oggi l'Europa sia totalmente assente. E io penso che l'Europa fa l'Europa, ormai è un'Europa stagionale, no? Come gli stagionali, cioè è lì che aspetta che finisca l'estate così il problema poi lo riaffrontiamo il prossimo anno, tanto gli italiani qualcosa faranno, ma noi non possiamo diventare il ventre molle dell'Europa e questi migranti quando arrivano a Lampedusa hanno coscienza di essere arrivati in Europa, non in Italia, in Europa. Un attacco frontale al governatore è arrivato nel pomeriggio con una nota da parte di Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia. Zaia parla sempre più spesso di flussi migratori, tema sul quale le regioni non hanno competenze dirette né tantomeno strutture per l'accoglienza, mentre non affronta mai il grande tema della sanità e del sociale che dipende proprio da lui. Quando tutto andava bene era merito della regione, ora che ci sono evidenti criticità sarebbe colpa dello Stato. È la regione che deve aiutare
RSA e IPAB a calmierare i costi delle rette che sono sempre più alte e ricadono su anziani e famiglie. E la Regione, conclude Sempretosi, che deve risolvere il problema delle liste d'attesa. Tra l'altro, in tema di migranti, nel pomeriggio è arrivata anche una nota delle opposizioni in Consiglio regionale, in particolare la capogruppo del PD Vanessa Camani ha chiesto insieme agli altri gruppi di minoranza che il tema venga affrontato in aula appunto in Consiglio regionale. Andiamo avanti ora, perché tra le polemiche sono arrivati ieri sera a Feriole 34 nuovi migranti destinati alla provincia di Padova. La vicepresidente di ANCI Veneto Elisa Venturini chiede una cabina di regia. Hanno trascorso la prima notte tranquilla, accolti nella palestra comunale di Feriole, che nei giorni scorsi era stata allestita con brandine e tavoli. Profughi arrivati ieri sera in pullman a Selvazzano dopo un viaggio di 20 ore da Agrigento. 34, tutti uomini, hanno tra i 20 e i 50 anni. Dopo essere stati sottoposti a tamponi e visite mediche per accertare il loro stato di salute, 2 di loro, duramente privati dal viaggio, sono stati curati in pronto soccorso e uno è rimasto ricoverato. Con loro ci sono i volontari della Croce Rossa e i responsabili della cooperativa Orizzonti, che si stanno occupando di gestire l'accoglienza. I migranti dovrebbero rimanere almeno fino alla prima settimana di settembre a Feriole. Sulla questione accoglienza, che sta dividendo cittadini e anche sindaci, è intervenuta Elisa Venturini, consigliere regionale e vicepresidente di ANCI Veneto. È prevista l'istituzione di una cabina di regia. Allora io penso che sia necessario attivare questa cabina di regia per cercare quantomeno di capire come fare per coinvolgere maggiormente quelli che sono poi i soggetti con i quali va ad interloquire, cioè con i sindaci. Perché noi abbiamo visto dei sindaci sono completamente contrari, altri sindaci potrebbero essere propensi ma non sanno bene come agire e che conseguenze ci possono essere. I sindaci vanno sostenuti, dice Venturini, chiamando in causa anche l'Europa. L'Europa che deve capire che non è possibile rimanere inerti di fronte ad un arrivo continuo di immigrati, perché è impensabile che l'Italia possa farlo da solo e che questo sia, come posso dire, un mantra che viene ripetuto, cioè che l'Europa non interviene. È drammatico. Intanto a Feriole un comitato di cittadini che ieri aveva srotolato uno striscione contro l'accoglienza, questa mattina ha fatto richiesta di poter allestire un gazebo davanti alla palestra per poter raccogliere firme contro la creazione dei mini hub e hanno chiesto anche un incontro con il commissario prefettizio. Dopo i migranti ospitati nella scuola Falconetto a Padova, questa della palestra di Feriole è la seconda struttura preparata per l'accoglienza, mentre al momento non è ancora stata allestita la palestra dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi, che era stata messa a disposizione dal sindaco di Padova Giordani in attesa delle nuove disposizioni della prefettura. Andiamo alla cronaca ora. Non era a Hong Kong ma a Marghera. I carabinieri hanno arrestato Matteo Politi, il 43enne mestrino che si fingeva un finto chirurgo plastico. Si spacciava da 15 anni per chirurgo estetico, riuscendo a ingannare centinaia di persone, tra medici e pazienti, sulla sua professionalità, quando invece possedeva solo la terza media come titolo di studio. Oggi Matteo Politi, di 43 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Marghera e dovrà scontare 3 anni e 4 mesi di reclusione per truffa e falsificazione di documenti in relazione all'esercizio abusivo della professione medica in quel paese. Nei giorni scorsi aveva fatto credere di essere a Hong Kong, una delle città in cui esercitava, quando invece lavorava tranquillamente in una struttura alberghiera di Mestre. Il mandato di arresto europeo eseguito oggi è stato emesso in Romania, dove, secondo la magistratura, tra marzo e dicembre 2018 Politi si sarebbe finto medico, inducendo in errore 9 vittime riguardo alla sua qualità di specialista in chirurgia plastica estetica, usando un nome contraffatto ed eseguendo interventi in ben 5 strutture sanitarie a Bucarest, ottenendo profitti per decine di migliaia di euro. Era anche già stato denunciato per esercizio abusivo della professione, ma questo non l'ha fermato, mettendo in difficoltà anche un omonimo vero medico, ma estraneo alla vicenda. Politi è riuscito a farsi un nome di prestigio nel campo, in cliniche di molti paesi, vista la sua fama avvalorata anche da falsi attestati. Ma qualcosa non quadrava ai colleghi rumeni, che hanno portato alla luce la sua truffa fino all'arresto di oggi.
Un'anziana di 94 anni è morta questa mattina a Verona cadendo dalla finestra della sua abitazione al quarto piano di un palazzo nelle vicinanze del centro storico. La donna, che non aveva figli, viveva con una badante che era uscita per alcune commissioni al momento della tragedia e dunque non era in casa. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della Polizia di Stato, i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM 118, che hanno potuto solamente confermare il decesso della pensionata. Dai primi riscontri pare che la caduta sia stata accidentale. La 94enne si sarebbe sporta dalla finestra precipitando a terra. Ora andiamo al tentato furto che è stato inscenato in un'abitazione la sera di Ferragosto, perché il ladro, o quantomeno l'aspirante ladro, è stato identificato, anche perché sul posto durante la fuga aveva perso il suo portafoglio. Stavano per mettere a segno un colpo in una casera di Col San Martino, ma nella fuga a uno dei due ladri è caduto il portafoglio. È quanto avvenuto la sera di Ferragosto nella frazione di Farra di Soligo. I due malviventi erano riusciti a forzare la serratura della porta d'ingresso del casolare e arrivare all'interno dell'abitazione, ma sorpresi dal rientro inaspettato del proprietario si sono dati alla fuga a mani vuote e a gran velocità. Allertati i carabinieri, durante il sopralluogo nella casera è stato trovato un portafoglio contenente i documenti di uno dei due ladri, molto probabilmente perso durante la fuga. Si tratta di un 20enne padovano che è stato prontamente denunciato per tentato furto in abitazione. E proprio nel Padovano ci spostiamo nuovamente per i controlli della Guardia di Finanza ai distributori di benzina. 40 le violazioni contestate dai finanzieri del Comando Provinciale di Padova nel mese di agosto durante i controlli sui prezzi del carburante. Questo è il risultato delle ispezioni fatte nei primi 20 giorni del mese per monitorare l'andamento dei prezzi dei combustibili in provincia di Padova. 13 gli interventi, 2 sulla rete autostradale e 11 negli impianti attivi sulle altre strade. 40 le violazioni, dicevamo, 6 per mancata esposizione del prezzo medio o difformità di quelli praticati rispetto a quelli indicati e 34 perché non è stato rispettato l'obbligo di comunicazione all'osservaprezzi carburanti istituito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Il totale delle contestazioni va da un minimo di 8.100 euro ad un massimo di 82.000 euro. I benzinai, attraverso il periodico aggiornamento del portale Osserva Prezzi Carburanti, sono tenuti a comunicare i prezzi praticati, i quali devono anche essere visibili dai consumatori, unitamente all'indicazione del prezzo medio determinato su base regionale per gli impianti di distribuzione attivi sulla rete stradale ordinaria e su base nazionale nei punti di riferimento situati in ambito autostradale. Ora a Cadoneghe per il discusso Autovelox c'è stato un incontro in comune tra il primo cittadino e una delegazione di multati. C'è totale disponibilità da parte mia innanzitutto ad ascoltarli e a capire anche quali sono le loro problematiche. Li ho informati che ho avviato una verifica interna per capire da quando è stato installato il dispositivo a oggi. Voglio sapere tutti i passaggi che sono stati profusi dai tecnici in ogni particolare. Non una fumata bianca, ma nemmeno una fumata nera. Un incontro positivo in comune a Cadoneghe, quello tra il sindaco Marco Schiesaro e una rappresentanza di cittadini multati dall'autovelox installato lungo la ex statale del Santo. È stato un incontro molto costruttivo, un incontro che ha aperto delle possibilità di risoluzione di questo problema, che ormai sta diventando un problema colossale, visto il numero di notifiche e di sanzioni che stanno arrivando nelle case dei padovani, ma non solo dei padovani, anche di persone che vengono da tutta la parte del Veneto. Il primo cittadino di Cadoneghe ha espresso la volontà di avviare una verifica interna per capire l'iter per raggiungere una soluzione al problema. Il sindaco è un organo di controllo e di garanzia nei confronti di tutti i cittadini, in questo caso anche quelli che non sono del mio comune.
Quindi io mi pongo in una condizione di verificare il lavoro che è stato svolto dai miei tecnici e dopodiché io dirò in base alle risultanze quello che riterrò più opportuno. L'unica soluzione per il comitato spontaneo dei multati dal Velox di Cadoneghe è che le multe vengano cancellate. Questa è una delle ipotesi che il Comune potrebbe anche percorrere. È chiaro che la conclusione dell'iter non può che essere, per quanto ci riguarda, l'annullamento di tutte le sanzioni e di tutte le notifiche che ancora giacciono negli uffici postali di Mezzo Veneto. Torniamo alla politica. Il presidente Zaia ha fatto il punto sull'autonomia. Spero che entro l'anno la legge venga approvata. Al momento non vedo ostruzionismo, dice, in merito alle nuove mosse sui LEP da parte di Fratelli d'Italia. Ma al momento non ne vedo, l'ostruzionismo è un'altra roba, cioè bloccare, rispedire, non fare il lavoro, ma questo disegno di legge sta andando avanti, quindi il Ministro lo porterà in porto e si arriverà alla votazione. La preoccupazione è vedere il testo. Spero di sì, ci sono tutti i presupposti perché si chiuda prima di fine anno, a settembre potrebbe essere un buon mese. I toni sono morbidi, ma il messaggio è chiaro, soprattutto guardando all'imminente riapertura delle Camere, dove la discussione sul disegno di legge per l'autonomia differenziata dovrebbe entrare nel vivo dopo la pausa estiva, ma soprattutto dopo le tensioni registrate all'interno della maggioranza con l'emendamento di Fratelli d'Italia presentato e approvato sui LEP, ovvero i livelli essenziali di prestazioni che dovranno essere garantiti da nord a sud. Il testo originario del ministro leghista Calderoli prevedeva bastasse un DPCM, ovvero un provvedimento del governo per definirli. Ora con l'emendamento dei meloniani servirà l'ok del Parlamento, una differenza di forma e di sostanza, ma per Zaia i conti si faranno alla fine. È ragionevole che tutti esprimano le proprie perplessità, le proprie proposte e le proprie aspettative, però alla fine vedremo il testo di legge finale che verrà approvato e poi le dirò se c'è stato ostruzionismo o c'è stata solo preoccupazione. Nel frattempo, dal 1 settembre, i dati economici del Veneto, utili alla trattativa, saranno anche messi online a disposizione di tutti. L'altra questione aperta, strategica per il territorio, è quella del colosso Intel, che nei mesi scorsi sembrava intenzionato ad aprire una nuova fabbrica di semiconduttori a Vigasio, nel Veronese. Non ci sono aggiornamenti, ha riferito il governatore, ma il dialogo con la società è confermato. E questo nel giorno in cui il Veneto non dimentica la tragedia di Falco a Riogere, a Cortina. Sono passati 14 anni da quando l'intero equipaggio perse la vita. Dario, Fabrizio, Marco e Stefano rimarranno per sempre parte della storia delle nostre Dolomiti e del Veneto. Il messaggio di Zaia. Ora torniamo al caso Vannacci. È diventato virale il cartello esposto in una libreria di Castelfranco Veneto che si schiera contro lo scritto dell'ex capo della Folgore. Clara Abatangelo, la proprietaria della libreria, dice: invito il generale a un confronto. Si invita la gentile clientela a non chiederci il libro di Vannacci. È diventato virale il cartello esposto nella vetrina di una libreria di Castelfranco Veneto in risposta allo scritto autopubblicato dell'ex capo della Folgore Roberto Vannacci, i cui contenuti, da alcuni definiti discriminatori, sessisti, omofobi, stanno facendo discutere l'Italia intera. Viviamo in un paese in cui, grazie a Dio, ci sono le biblioteche, quindi il diritto alla lettura, alla diffusione delle idee è sempre garantito, che però non c'entra col mio diritto di vendere quello che voglio. Qua non stiamo più parlando di libertà di opinione, ma di omofobia, misoginia, razzismo. In queste ore è stata aperta un'inchiesta per verificare se le parole del generale, ora comandante dell'Istituto Geografico Militare di Firenze, abbiano violato il testo unico dell'ordinamento militare. Un'inchiesta che sta creando divisioni anche all'interno del governo Meloni. Da una parte il dito puntato del ministro Crosetto, dall'altra la difesa del vicepresidente Matteo Salvini. Ma non solo una spaccatura politica, ad essere divisa anche l'opinione pubblica. State ricevendo chiamate in continuazione? In continuazione, per lo più di gente che ci chiede il libro, ci chiede perché non lo ordiniamo, a volte ci dà degli antidemocratici e noi finché ci ascoltano proviamo a spiegare quali sono le nostre ragioni. E se la libreria di Castelfranco non sarà per scelta la casa del libro del generale Vannacci, si mette invece a disposizione per essere terra di libero confronto. Generale, venga a dirci cosa pensa, perché magari è stato travisato, però magari no, ecco.
Ora parliamo del gran caldo di queste ore che proseguirà ancora per qualche giorno. Andiamo in Pedemontana che da Rosà a Bassano è nella morsa del caldo e vediamo come si difendono i cittadini. Mens sana in corpore sano, così dicevano i latini, e proprio per mantenere il benessere del fisico e stimolare la mente con queste temperature roventi siamo a Rosà, dove si sono superati abbondantemente i 34 gradi. Ebbene, tanti studenti hanno scelto di venire a trascorrere la giornata in biblioteca, nell'aula studio, al fresco. Le temperature sono decisamente cresciute nell'ultimo periodo, per noi studenti ad esempio è particolarmente rilevante come questione, perché per chi deve dare gli esami estivi può risultare abbastanza spiacevole, però cerchiamo di stare al fresco il più possibile. Alla fine la soluzione è venire qui al fresco nelle aule studio della biblioteca. Assolutamente sì, fortunatamente abbiamo un'aula studio dotata di climatizzatore, quindi con il fresco si sta bene e veniamo qui. È impossibile studiare con un caldo afoso del genere, come è impossibile, penso, svolgere lavori manuali. Sì, è duro per tutti, insomma. C'è chi si rifugia al fresco e chi il caldo lo affronta facendo attività fisica. Il caldo è salute, il caldo è forza, il caldo è energia. Non dobbiamo aver paura del caldo, basta solo affrontarlo. E lei trasforma questa energia andando in bicicletta? Muovendosi anche, andando in bicicletta, poi arrivare quando sei in temperatura, una bella doccia fredda è una soddisfazione enorme. Temperature medie che oggi hanno toccato i 34-35 gradi e allora a Bassano la soluzione per vincere la calura è un tuffo in Brenta. Questo è il posto più bello di Bassano, secondo me, per rilassarsi, c'è poco affollato, non c'è traffico per raggiungerlo, quindi meglio di così. E così si combatte anche il caldo di questi giorni? Direi proprio di sì. La prima volta che mi tuffo qui nel Brenta è stata un'esperienza eccezionale. Con la corrente contro, nuotare contro e lasciarsi anche trasportare dalla corrente è unico. Destinazione mare glaciale artico, andiamo ai freddi intensi, altro che caldo. Arcipelago delle Svalbard in Norvegia, è lì che l'ufficiale feltrino Alessandro Alberioli, tenente colonnello della Guardia di Finanza in servizio alla scuola alpina di Predazzo delle Fiamme Gialle, lavorerà nella struttura di ricerca polare Dirigibile Italia del CNR, diretta da un altro feltrino, lo scienziato Carlo Barbante. La notizia è stata diffusa stamattina dal Comando Generale della Guardia di Finanza ed è rimbalzata in tutta la provincia di Belluno. Alberioli e un altro militare del soccorso alpino delle Fiamme Gialle partiranno domattina da Venezia e il loro compito sarà quello di tutelare le missioni esterne dei ricercatori in ambiente esterno, formando scienziati e operatori per la loro sicurezza in aree impervie e ostili. Torniamo all'emergenza lupi in altopiano. A Foggia, doppio attacco a un gregge di pecore di una razza in via di estinzione, detta appunto di Foggia o Vicentina. La disperazione dell'allevatore che ha perso 4 dei suoi 19 capi, tra i quali anche il montone maschio. Giovedì mattina praticamente ho trovato il mio montone maschio mangiato, insomma, da questi lupi praticamente. E la mattina le ho rimandate su, mattina dopo, e il lupo ha attaccato di nuovo praticamente alle 10 di mattina. 4 pecore, il primo a essere ucciso è stato il montone, in un allevamento di 19 capi totali di pecore di Foggia. È disperato Massimo Biasia, che con il pericolo rappresentato dai lupi si era già confrontato. 2 anni fa ne ho subito un altro, purtroppo, proprio vicino a casa, a questi 50 metri proprio, dove pensavo che era proprio più che sicuro, insomma. Una razza speciale questa, attaccata dai lupi, è rarissima la pecora di Foggia. Massimo Biasia teme di non riuscire a breve a rimpiazzare il maschio, racconta sconsolato. Non c'è una via d'uscita qua, non se ne viene fuori questo lupo. Praticamente adesso gli attacchi di giorno. Poi hanno detto che ne ha visto una femmina con 5 piccoli qua a Marchesina 3 giorni fa. È un sistema per far chiudere i piccoli allevatori, ecco. Con questo servizio noi ci fermiamo, grazie per averci seguito. Adesso le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Venezia. Arrivederci.
L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Benvenuti al Meteo. L'anticiclone africano arroventa il nostro territorio. Sempre bel tempo e caldo, con una lieve instabilità sull'arco alpino. Il dettaglio di mercoledì 23 agosto. Sul Veneto tanto sole con il cielo che si presenterà prevalentemente sereno. Da segnalare soltanto una maggiore nuvolosità pomeridiana sulle Dolomiti, anche con qualche breve temporale. Temperature pressoché stazionarie e sempre bollenti, minime fino a 26 gradi, massime con punte di 37 gradi e clima molto afoso. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà soleggiato con cielo limpido. Nel pomeriggio non si esclude la formazione di qualche isolato rovescio sulla zona montana. Temperature minime tra 22 e 25 gradi, massime sui 36-37 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato con qualche disturbo pomeridiano sui settori settentrionali. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime sui 36-38 gradi. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento come sempre in nostra compagnia. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.